Allora, detto questo, stiamo venendo fuori anche diverse problematiche, ma avremo occasione anche in un altro appuntamento di approfondirle bene insieme. Quali altre problematiche ci sono? Ne accennava due nodi di non poco conto. Sì, i due nodi sono uno più puntuale, più preciso, e uno più strategico. Quello più puntuale e preciso è il credito bancario. La nostra regione ha visto dal 2011, che è l'anno della crisi vera nostra nel nord-est, è arrivato nel 2011, non nel 2008, dal 2011 al 2019 il credito bancario in generale, quindi a imprese e a famiglie, è calato del 32%, cifra enorme, 34 miliardi in meno parlo del Veneto. Parliamo sia di famiglie, sia famiglie che aziende. Sia famiglie che aziende. In generale, quindi una caduta totale. E a fronte di questo noi registriamo un fenomeno invece incredibile. Abbiamo detto prima, i redditi delle famiglie sono sostanzialmente tornati al 2007, cioè sono fermi, questa è la verità, anche se negli ultimi 2 o 3 anni qualcosina in meglio è stato fatto. Gli investimenti sono ancora ben sotto il 2007, investimenti sia pubblici che privati. Contemporaneamente a questa, possiamo definirla, mancanza di risorse economiche per le famiglie e per le imprese, abbiamo una esplosione dei depositi bancari in capo a famiglie e imprese. Più 40-39%, più 40%. Fiducia zero. Esatto, stavo arrivando a questo. L'ha accennato prima anche Gianangelo. Cioè le famiglie non comprano più il made in Italy, che una volta potevamo, i consumi interni che una volta sostenevano bene la nostra economia, non ci sono più. E i soldi non è che manchino del tutto, sono parcheggiati nei conti correnti bancari. Perché c'è paura. C'è poca fiducia. Abbiamo avuto una batosta, e la vediamo dai dati statistici, adesso comincia a pesare, non quando è successa, quella della crisi del sistema bancario veneto, che non è solo Veneto Banca e Popolare di Vicenza, sono anche le BCC. Il risultato finale di queste nostre disattenzioni, lasciatemi usare questo termine, o anche un po' di autoflagellazione, il risultato finale è che nel Veneto al 1° gennaio 2020 di fatto non c'è più nessuna banca veneta. Abbiamo, non è per fortuna, abbiamo di risulta, e io dico per fortuna dobbiamo usarle, il sistema delle BCC. Ma con tutti i limiti delle BCC, con tutti i limiti delle BCC, con tutti anche gli errori che hanno fatto le BCC. Però nel Veneto, pensate, il Veneto che ha questa potenza, diciamolo, potenza produttiva, manifatturiera rispetto non ha avuto la capacità di tenersi non negli abbiamo più un bancari. operatore bancario, e da sempre le nostre aziende avevano 2 soci, l'imprenditore e la banca. Questi erano i 2 soci veri. Manca la banca e l'imprenditore comincia a guardare in giro. Io in genere propongo anche un'altra riflessione: attenti, gli investimenti privati a fronte di questi depositi bancari che aumentano, anche delle imprese che aumentano, gli investimenti privati da dove vengono fuori? Ogni tanto leggiamo il giornale di qua, di là. Io invito la classe dirigente veneta, che non è solo la politica, ma è anche la rappresentanza delle associazioni e anche le università. Io invito a riflettere, a ragionare, a avere il coraggio di mettersi a porte chiuse, quindi senza ricerca di consenso, di applausi facili o di voti facili, mettersi a ragionare, a indagare perché succedono questi fenomeni. Se non facciamo questa riflessione, già l'Emilia Romagna ha messo dentro la 6ª marcia, noi siamo ancora con la 4ª. Qui è cresciuta più di noi in proporzione. Insomma. Esatto. Proporzionalmente sta crescendo più di noi. Quindi c'è un benchmarking che si potrebbe fare nell'ambito dello stesso copiare, non è inutile inventare il mondo, il mondo è già copiare da chi fa meglio di noi, e da 3 anni, 4 anni l'Emilia Romagna sta facendo meglio di noi. Parlo dei parametri economici, quelli sociali o altro li lascio da parte. Esatto, però l'aspetto sociale che dipende dalle istituzioni, e qui è anche una cosa molto, soprattutto a Bellati, e che corrisponde al risparmio delle famiglie. È dato il fatto che le famiglie, con tanto si è insistito il discorso delle pensioni eccetera, i giovani che tra l'altro non riusciranno, chissà questa pensione quando mai l'avranno, mettono da parte perché hanno paura del futuro. Adesso stiamo vedendo masse
incredibili di anziani che hanno bisogno di badante, casa di riposo eccetera, che non riescono a pagarsela, per cui un sessantenne fa due conti, dice ho il conto in banca per pagarmi un domani il quid pluris che servirà per la badante anziché la casa di riposo, aggiungendola alla pensione che spera di averla, ma altrimenti non ha speranze e già deve tirarne fuori per i propri anziani. Quindi l'aspetto sociale, io sento parlando con tante famiglie, il cosiddetto ceto medio, medio-basso, che dir si voglia, perché non quelli bassi che poveri arrivano se no a fine mese, è dettato anche da questo, che non è una cosa di poco conto. Io ho una teoria che però adesso non so se può essere da tutti condivisa. Noi viviamo rispetto all'Emilia Romagna, che ci sta dando delle lezioni di crescita economica molto interessanti, ma anche di coesione sociale. Noi avevamo una regione dove una parte del sistema, diciamo, sociale, di coesione sociale, era garantito, mi ricordo da piccolo, da una fortissima presenza della Chiesa, della religione, la regione bianca rispetto alla regione rossa. Adesso no? non c'è questo esattamente, però questa, diciamo, socialità non è che ci sia solo dove, come una volta c'era in Veneto, la socialità indotta, vogliamoci bene, dalla Chiesa che metteva insieme le persone, che evitava anche crisi drammatiche, dei licenziamenti, perché no, bisogna darsi una mano, eccetera, eccetera. Poi tutto questo un po' è crollato, ma questa garanzia può essere data anche da una società, per esempio, dove è molto forte, molto più forte il legame che viene fornito, per esempio, da un sistema cooperativo, dove in Emilia-Romagna sono molto più forti che nel sistema veneto. Però da noi le cooperative hanno mostrato i loro aspetti più nefasti e più terribili. Però chi lavora per le cooperative è sottopagato, sfruttato. Però cioè, attenzione, ci sono sempre dei casi negativi, anche nel sistema veneto, quello precedente, certo. Ovvio, ci sono sempre purtroppo delle situazioni, però il sistema di cooperare porta normalmente a superare quella pecca maledetta che noi abbiamo e che è quella dell'individualismo eccessivo, sì, sì. No? Quindi del fatto che tu hai mio, paura del tuo vicino, devi guardare quanto lui guadagna, quanto guadagni tu, c'è poca, io sto notando un calo, insomma, della coesione sociale, di quella che viene chiamata dal latino la societas, cioè lo stare insieme, guardare al tuo vicino non solamente come un competitor, ma anche come una persona magari da aiutare. C'è un fortissimo volontariato, per fortuna. Sì, ma infatti volevo dire, ecco, c'è ancora. Sì. Però attenzione, questo dovrebbe essere portato anche nel sistema impresa, cosa che secondo me non c'è. Siamo in chiusura, abbiamo battuta di chiusura, segretario, anche a lei? Credo che necessiti che il Veneto faccia un progetto di crescita vero, dopo le elezioni, certo. Se no adesso tutti tentano di avere, esatto. La ricerca del voto combina tanti guai. Dopo le elezioni mi auguro, spero, io sarò uno degli animatori, perché ci siano dei gruppi di dirigenti di tutte le parti, un gruppo dirigente veneto che ragiona qualche giornata, qualche mezza giornata attentamente sui fattori di crescita o di non crescita del nostro Veneto. Perfetto, allora grazie Renato Mason, segretario CGIA di Mestre, grazie a Gerangelo Bellati, presidente Longarone Fiere, economista, grazie a voi di averci seguito, di questo parleremo ancora, quindi l'impegno che torniate per fare un altro approfondimento, magari nello spazio di prima serata, che così riusciamo anche a tirare fuori altri aspetti interessanti, perché in realtà ci sarebbe tantissimo da dire, c'è un malloppo che si è portato il segretario incredibile di dati e quant'altro, quindi non siamo riusciti ad affrontare anche le ultime ricerche fatte dalla CGIA di Mestre, gli ultimi dati emersi. Lo faremo e vi aggiorneremo anche sulle date della Fiera di Longarone, che intanto mi dice che il 15 febbraio c'è Ricostruire con Arte in Fiera. 15 febbraio Longarone Fiera, ricordiamocelo, ma ne parleremo presto. Buon proseguimento, grazie.